era un negozio, e un altro ancora. Qui erano altre case e altra gente. Questo è tutto ciò che è rimasto. Gli scampati si affollano intorno al commissario del governo, ma Zamberletti non troverà in nessuna delle zone colpite né i segni di un fatalistico abbandono, né la pretesa di chiedere allo Stato persino lo stimolo a rimettersi in piedi. Nella gente del Friuli c'è solo la testimonianza di una volontà di ripresa, di un impegno a ricostruire senza drammi ciò che è andato distrutto, pur nella consapevolezza di dover ricominciare da capo, dalle povere cose, ora restituite dalle macerie. Forse col sisma noi avremo imparato a conoscere la gente del Friuli, ma del Friuli c'è qualcosa che è andato perduto per sempre. I monumenti, un patrimonio artistico che non sarà più possibile ricostituire, fra le facciate delle chiese romaniche devastate da un sussulto di morte che ha cancellato pagine di storia. Viaggio che pare interminabile, quello fra le macerie del Friuli, ma per il sottosegretario Zamberletti, il prefetto di Udine Spaziante e quello di Pordenone Argentieri, per il comandante della divisione Mantova, generale Rossi, vicecommissari del governo e per tutti coloro cui lo Stato ha demandato la direzione e il coordinamento degli interventi, non è la solita visita d'obbligo. È un prendere costante coscienza dei problemi che sono la nuova realtà del Friuli, ma anche l'epilogo di tante vicende. Qui, a Maiano, dove adesso sono cumuli di cemento armato, c'era un palazzo di 7 piani, un condominio abbattuto in pochi secondi da un sisma che l'ha fatto franare come un castello di carte. Qui, sotto queste macerie, il terremoto ha seppellito 94 dei suoi morti. Nelle province distrutte, accanto ai vigili del fuoco e ai reparti dell'esercito, dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della Croce Rossa, si è raccolta di giorno in giorno la solidarietà internazionale. Ora a scavare fra le macerie sono arrivati anche i canadesi, gli austriaci, i tedeschi, i francesi, gli americani. Si lavora fianco a fianco, in lotta col tempo, anche se ogni ora sembra portarsi via la speranza di trovare i vivi e lascia il rammarico di dover seppellire altri morti.
Bisogna andare più in alto per capire come avanzare, per scoprire altri lembi di terra distrutta. Ma dall'alto, il Friuli sembra voler nascondere le sue ferite per conservare l'immagine di un paesaggio sereno, prima che i paesi venissero spazzati via dal terremoto, prima che il sisma scoperchiasse le fabbriche. Bisogna spianare le strade per portare più innanzi i soccorsi e le ruspe sembrano ripetere movimenti di sempre, dalle macerie ai detriti, dalla voragine aperta in una casa a ciò che rimane di essa.